Buonasera a tutti. È per me una grande gioia darvi il benvenuto al Vangelo della Bellezza, una serata in cui musica e arte si intrecciano per raccontare in questo luogo così carico di storia e spiritualità la figura di San Francesco nel suo 8° centenario. Rivolgo innanzitutto un saluto cordiale e riconoscente alle autorità presenti. In particolare saluto il rettore della Basilica del Santo, padre Ramina, e il dottor Tiso del gabinetto del sindaco. Ringraziamo il Comune di Padova che ha patrocinato e sostenuto con convinzione questa iniziativa e un ringraziamento particolare ai nostri sponsor, Eurominuterie e il Poliambulatorio Valentini, due realtà che rappresentano due eccellenze del nostro territorio nei rispettivi settori e che hanno dimostrato una grande sensibilità culturale sostenendo attivamente questo evento. A tutti loro va il nostro sincero grazie. Prima di entrare nel cuore della nostra serata, permettetemi, in qualità di Presidente, di presentarvi brevemente l'ente che ha reso possibile questo evento, la Fondazione Audentes. La Fondazione Audentes è una realtà giovane, impegnata nella promozione umana e operante senza scopo di lucro. Sorge spontanea una domanda, immagino. Che bisogno c'era di una nuova fondazione culturale in un panorama in cui non mancano associazioni, enti e iniziative sociali? La risposta nasce dall'intuizione di alcune persone che hanno colto un'esigenza silenziosa, e cioè il bisogno di ritornare alle radici di ciò che ci permette questa sera di essere qui insieme, in questa meravigliosa chiesa, di contemplare l'arte di Giotto, che tra poco ci parlerà con la sua luce, di lasciarci attraversare dalla musica che ascolteremo, affidata a un coro di pueri cantores tra i più eccellenti d'Europa, capace di elevare l'animo e di restituirci, con la purezza delle voci, qualcosa dell'armonia originaria del creato. Ecco quindi che la Fondazione Audentes ha preso vita con la missione di raccogliere questa eredità, questa humanitas, che noi riconosciamo essere di matrice greco-romana, giudaico-cristiana, per consegnarla alle nuove generazioni, impegnandosi a trasmettere a chi viene dopo di noi ciò che di più alto la nostra civiltà ha saputo creare. Con questa missione la nostra fondazione ha dato vita a 4 opere fondamentali, 2 dedicate ai più giovani e 2 agli adulti. Le 2 dedicate ai più giovani sono la Schola Cantorum Sancti Micheli, un piccolo coro di pueri cantores che vuole introdurre i più piccoli alla bellezza della musica, che si onora di essere guidata dal maestro Roberto Fioretto, che tra poco conoscerete. E la Scuola Santi Micheli, un progetto di istruzione primaria e secondaria di primo grado che include appunto la Schola Cantorum nel proprio progetto curricolare. Ci sono poi, come dicevo prima, 2 opere dedicate invece agli adulti. Anche perché, come sappiamo, non possiamo pretendere di educare se prima di tutto non educhiamo e talvolta rieduchiamo noi stessi. Troviamo il multiblog Audentes, che è uno spazio di confronto aperto e costruttivo su temi culturali e sociali, e il centro studi Audentes, che ricerca, intercetta e propone ciò che è meritevole di essere custodito e trasmesso. È proprio il centro studi ad aver voluto e organizzato questa serata, una serata che si propone di coinvolgere diverse generazioni, come potete vedere, attraverso un'esperienza unica di bellezza. Vi ringrazio per essere qui, grazie per condividere con noi questo momento di cultura e di fede, e passo ora la parola al responsabile eventi del nostro centro studi, Francesco Stefani. Buon ascolto e buona serata. Grazie Marta, la nostra cara Presidente che ci rappresenta e che ci ha permesso questa sera di realizzare questo momento
per la cittadinanza di Padova e non solo. In questo ambiente stupendo ringrazio ancora Don Massimo che ci ha accolto, perché parlando dell'800° di San Francesco, un'occasione di farlo in una chiesa a lui dedicata è veramente straordinaria. Ma straordinario è il titolo che vi abbiamo proposto, il Vangelo della bellezza. Mi viene in mente la parola di Dostoevskij che diceva: la bellezza salverà il mondo, perché non von Balthasar, la bellezza come via privilegiata verso il divino. Veramente la bellezza è quella forma visibile del Vangelo vissuto da San Francesco d'Assisi attraverso lo sguardo di Giotto, che tra poco il professor Filippetti ci farà vedere. Questa sera non ascolteremo una conferenza, ma entreremo in un racconto sapientemente narrato dal professor Filippetti, fatto di immagini e di musica, in cui il Vangelo prende forma nei colori di Giotto e diventa canto nella voce dei Pure Cantores del Veneto, magistralmente diretti dal maestro Roberto Fioretto. 800 anni ci separano da Francesco, eppure il suo volto, i suoi gesti, la sua vita contaminano e continuano a parlarci, contaminano la nostra vita e continuano a parlarci. Giotto li ha fissati nei colori come un Vangelo dipinto e tra poco lo attraverseremo insieme, lasciando che siano la bellezza delle immagini e il suono delle voci a guidarci. Professor Filippetti, a te la parola e al maestro con il suo coro, il canto, e buon ascolto. Una sola parola in piedi, poi mi siedo in postazione, aggiungo una sola parola. Perché non c'è posto per tutti questa sera? Perché ieri sera a San Marino, dove ho fatto la stessa cosa, idem. Perché 2 sere fa a Riccione, al Cinepalace, idem. Perché siamo tutti qui? Cosa ci ha attratto? L'ha detto appena adesso Francesco. La bellezza è una calamita, nelle 2 forme dell'udito, che viene prima, no, maestro Roberto? 900 anni fa ci hanno insegnato il primato dell'udito sulla vista, ma la vista ruota, aiuta. Allora qual è la parola che aggiungo? L'ho scritta qui sulla cravatta che mi hanno regalato i medici che fanno prevenzione in Veneto. Pro salutis custodia. Siamo qui nel luogo in cui 600 anni fa, poco più, è nato il grande ospedale, San Francesco Grande appunto. Siamo qui nel luogo della cura, pro salutis custodia. C'è bisogno di una cura intera, olistica abbiamo imparato a dire, di una cura integrale, e la bellezza è la grande prevenzione appunto. Chi fa un'esperienza bella, riconoscono un po' che ex allievi, magari importanti professori universitari qui presenti, chi fa un'esperienza bella è molto meno a rischio, e allora godiamoci lo spettacolo, spettacolo in latino, teatro in greco. Io ero in classe con Ezechiele Ramin, al Barbarigo, in quella celebre maturità, celebre a motivo di Ezechiele, no? Del 72. Lui ha dato la vita nella forma dell'effusione del sangue, come sapete. A ciascuno di noi il proprio pezzettino, chi con la parola, chi col canto, chi con le immagini, chi, come ieri sera, preparandomi le tagliatelle col mattarello. Insomma, anche la buona cucina, perché no? I 5 sensi in azione per una cura che sia totale, per una cura integrale. Grazie Roberto, ora iniziamo e mi raccomando, si applaude solo alla fine di tutto lo spettacolo, che è uno spettacolo per il nostro udito. Immaginiamo di planare su Assisi e vediamo questo gigantesco edificio proteso verso il tramonto. Francesco ha voluto avere sepoltura lì, dove erano le forche dei malfattori, nel luogo più disgraziato, la grazia della sua presenza che dopo 800 anni attrae. Questa città, dice Dante, grazie a questo sole, grazie a colui che ha cantato
appunto, Frate Sole sarà l'11ª pagina di musica che ci sigilerà la serata. Grazie a questo sole che poi lui merita il nome di Oriente. Grazie a Francesco un popolo ritrova il suo orientamento, la sua direzione, in tempi così divergenti, divertissement lo chiamano i francesi, in tempi così difficili siamo qui così tanti affamati, assetati di quella bellezza che era poi la sete del suo cuore. Guardiamola, la basilica, baciata da Fratello Sole, accarezzata da Sorella Luna. Guardiamo anche la porta, che è una porta con dentro due porte, perché Gesù è la porta, lo dice lui, una persona ma due nature. E in Basilica Inferiore, nella porta gemella, molto simile a questa, è ancora più chiaro che sono Gesù e Francesco poi ad attirarci lì dentro. Gesù che ci raggiunge attraverso i 12 apostoli, vedete il rosone a 12 raggi, il rosone a 12 raggi. Entriamo e si alternano campate con 12 figure, i 4 dottori, dall'altra parte i 4 evangelisti e lì al centro loro 4 che poi guarderemo con più calma. Ma guardiamo quella volta azzurra, qui a 2 passi dalla Cappella Scrovegni, a cui ho dato la gran parte delle mie energie in questi ultimi 49 anni, oserei dire, da quando sono approdato a Padova nel lontano 77. Ebbene, l'ho guardata attentamente, l'ho poi portata in tutto il mondo, la nostra Cappella Scrovegni, anche a Gerusalemme col padre Pizzaballa, ma a Pechino, in Paraguay, in Perù, a Barcellona, perché c'è una bellezza intera in quel luogo lì. Sulla scia, una decina d'anni dopo, di Assisi. Quel cielo azzurro ci ricorda che il nostro cuore desidera, è fatto per le stelle. E chi sono loro 4? La grande Deesis, chiedo quasi perdono ai bambini se ogni tanto parlo difficile, ma poi vi girerete, guarderete e parlerò soprattutto a voi, al cuore bambino, perché questo fa giotto. Loro 3, Gesù, la Madonna e Giovanni Battista. Francesco venne battezzato col nome di Giovanni ed ecco lui, Francesco, mai era accaduto che un santo recente assurgesse a tanto onore, ma mai era accaduta lungo quei 1200 anni la patente conformità a Cristo data dalle stigmate. Francesco alter Christus, Francesco alter crucifixus. Procedendo verso l'altare, fossimo lì ad Assisi, ci accorgeremmo che in verticale c'è Giuseppe ebreo in Egitto, subito sotto Francesco davanti a Malika al-Kamil, sultano d'Egitto. In questa campata Isacco benedice Giacobbe, subito sotto il Papa benedice la regola. Da quest'altra parte morte di Cristo, morte di Francesco. Tutto l'Antico e il Nuovo Testamento riaccadono nella bellezza della santità cristiana, nel fascino umano della santità cristiana. E andiamo fino alla cattedra per andare a guardare, cattedra papale, un papa francescano, Niccolò IV da Ascoli, 1288-1292, e le 2 grandi cattedre papali di Assisi e di San Giovanni Laterano. Cosa c'è qua sotto? Se voi adulti non lo sapete, chiedete ai ragazzini del coro, ve lo spiegano loro. Qua sotto, sia a Roma, sia poi ad Assisi, camminerai su aspidi e basilischi, schiaccerai leoni e draghi. E su chi sia il basilisco, loro lo sanno, hanno letto Harry Potter forse. No. Ecco, è insieme apparentemente gallo, ma nella coda c'è il veleno dell'eresia, nell'aspide come nel basilisco, e poi la violenza delle persecuzioni, il leone e il drago. Lo stesso anche ad Assisi, li vedete questi animali, ma uno dei miei ultimi libri è sui mosaici di Ravenna e magari qualcuno fra voi si ricorda il Cristo guerriero di Ravenna. Guardiamola questa immagine in tempi in cui la parola pace, proprio oggi, è così preziosa. In guerra contro la guerra, il Cristo guerriero, via verità e vita, schiaccia il leone e l'aspide.
armato solo della croce, arma Christi appunto. E quante volte anche nel Battistero Neoniano, 1600 anni fa, la vita come milizia dunque, come ci insegna Giobbe. Da qui il Papa guarda la sua nave, la sua navata, col Cristo di Cimabue da una parte e dell'aiuto di Cimabue, una terza crocifissione, una terza tavola. Stava qui su trave iconostatica e là in fondo il Papa si specchiava nelle due colonne, Pietro e Paolo. Là in fondo, in controfacciata, rivedete il rosone a 12 petali, l'ascensione di Cristo e la Pentecoste. E che qui c'è la prima cosa che devo dire ai bambini. Se vi girate, alcuni sono qua in prima fila, altri di là, riconoscete una faccia di profilo? È lassù tra le nuvole, il giochino delle nuvole figurate. L'avrete fatto qualche volta, no? Un coccodrillo, che so, un peperone. Ecco, una figura diabolica lassù tra le nuvole, poi vedremo dove. Lo stesso qui nella Pentecoste. Io penso che la vediate, lo vediate questo profilo, così anche qui. Insomma, se la godeva come un matto, Giotto, a parlare ai suoi bambini e ai tanti bambini, ai tanti adulti del cuore bambino che sono qui questa sera. Al tramonto, in un libro sul francescanesimo nei Padri Gemelli, scrive in un libro sul francescanesimo, come ho letto in un testo di Don Giussani, ricordo che tutti i capitoli avevano la prima lettera rubricata. C'era un capitolo che iniziava con la parola quando, e il peduncolo della Q era un uccellino, e dentro l'ovale della Q c'era un profilo di montagne con il sole nascente e la silhouette di San Francesco d'Assisi con il capo arrovesciato, le braccia distese, emblema della sensibilità della stirpe, dell'impatto con l'aspetto più affascinante della natura. E vicino ai piedi di Francesco la stessa Q iniziava un'altra frase inscritta: quid animo satis, che cosa basta all'animo? Sollevo una bottiglia che forse vedete, lei è satisfatta, è soddisfatta quando c'è dentro mezzo litro. Sollevo un bicchiere, bevo, il quale è soddisfatto, satisfactus, quando ha dentro 2 decilitri. Mi chiamo creatura umana, mi chiamo persona, ho un cuore fatto per l'infinito, per la totalità, per l'eterno, non mi bastano le piccole soddisfazioni. Io ringrazio Don Massimo per aver insistito nell'omelia sul fatto che ogni tanto Francesco si metteva il cappuccio e si chiudeva lì, dentro il cappuccio, il modellino era l'allodola, a vivere la sua malinconia, la sua mestizia. Non era un uomo ilare, era teatrale, lieto, ma non epidermicamente allegro, anzi tendeva alla depressione come tante volte in Umbria. Sono un po' ombrosi, umbratili, lo dico scherzando ma non troppo. Ebbene, è un uomo vero, come Leopardi, come Baudelaire, come i grandi che per tanti anni ho insegnato, amando tanto la poesia e tanto la letteratura. È un uomo che, essendo vero, non si accontenta di un po' di meno della totalità. E allora, dopo questa ampia introduzione, guardiamo anche giù almeno una vela, quella in cui Francesco sposa la povertà. Eccola, non essendo una santa, ma una santa virtù all'aureola ottagonale, sembra un arlecchino monocromo, sancta paupertas. I cani appaiono per mandarla via, i bambini li tirano sassi, palate di fango, i fastidi, come disse una delle fonti francescane, e lui sposa, come ci insegna Dante nell'11° del Paradiso, sposa Madonna, la mia signora, Madonna, Notre Dame, Nuestra Signora, la povertà. Non il pauperismo, non l'idea che la miseria sia meglio del benessere, un benessere in cui però l'avere non è un idolo, ma è anzi strumento per tirare su famiglia, arredare una casa, mandare i bambini in una scuola. Ed ecco la prima di queste scene, dopodiché toccherà per 11 volte ai nostri amici a Intarsio dialogare con Giotto. Il canto che faranno fra breve si intitola In attesa. Io ho i testi e i titoli, ma basteranno anche pochi cenni. Angelo Bernardelli, In attesa. Ecco, Francesco in attesa di capire cosa lo attende. È un 21enne, pressappoco, è stato un anno in prigione a Perugia, è tornato e accade una cosa strana.
un uomo semplice stende il mantello sotto i suoi piedi. Loro signori, i dottori, quando vedete uno vestito di rosso, copricapo rosso e pelliccia bianca, guardiamo anche la cromia originaria, restituita virtualmente da Basile, il restauratore. Quando vedete questo look è un grande dottore in medicina, in filosofia, in teologia, e sono anche i signori della città, gli amministratori, diremo noi, il quale scandalizzato dice: ma insomma, cosa sta facendo quello lì? È quello che hanno fatto con Gesù nella nostra Cappella Scrovegni, no? La Domenica delle Palme, e i suoi amici ridacchiano, divertiti, ma il sorriso implode, che se esplodesse clamorosamente loro signori se ne aderirebbero. Dico un'ultima cosa, Roberto, e poi toccherà a voi. Questa è una chiesa vera, è la chiesa della Minerva, trasformata all'epoca di San Francesco, poi di Giotto, in carcere. Vedete le grate. Lì davanti avvenivano i giudizi. Si decideva chi ha ragione e chi ha torto. E questo palazzo c'è ancora praticamente identico, ma c'è un piccolo dettaglio. Le colonne ad Assisi sono 6. Qui solo 5. Un 17enne intuì che il 5 è un po' il brand della Basilica di Assisi e dell'esperienza francescana, in quanto segnata appunto dalle stigmate. In attesa dunque, quale destino buono attende la mia vita? Pueri cantores. L'inquietudine, lo struggimento di un uomo che prende forma di cavalcate lungo la piana tra Assisi, Rigotorto, la Porzioncola. Il famoso cavallo che tutti conosciamo in origine era bianco e si inchina in pieno estate di San Martino, come si intuisce dai colori giallorossi, al gesto della carità. Novello San Martino
dona il mantello a un cavaliere, a un nobile decaduto. Eccola Assisi, c'è la chiesa, ma quasi soffocata dai grattacieli, un po' come oggi, ne vedete l'abside, e dall'altra parte c'è però il monastero di San Silvestro con questa freccia verso il cielo che ci aiuta ad alzare lo sguardo. Le scene sono 3 più 3 più 3 più 4, questa è quella centrale e si intersecano perfettamente le diagonali, quasi a portare il nostro sguardo su Francesco, vestito di azzurro e giallo oro, proprio come Giuseppe qui da noi a Padova, proprio come Pietro, sono i colori della paternità. La notte successiva Gesù gli appare: cosa hai chiesto a tuo padre? Un cavallo, un'armatura, un elmo, uno scudo. Sono partito per l'Abruzzo, dove il conte Gentile mi avrebbe fatto cavaliere, da borghese a nobile, poi andavo in Puglia per la crociata, ma sono tornato indietro perché ho capito che è meglio servire il Signore che il Signore di questo mondo. E il Signore quella notte gli appare e gli dice: bene, tutto questo palazzo pieno di armi con 6 e 6 dolici scudi, 6 e 6 dolici elmi, 4 cotte crocesegnate e 3 spade. Chissà se le avevate viste ad Assisi, io no. Eccole, 1, 2, 3, no? Ridipinte a secco, si è staccato il pigmento, ma adesso le vediamo. Il 4 più 3, 7, il 4 per 3, 12. Immaginiamo una notte, maestro Roberto, magari al chiaro di luna e appunto l'aria alla luna di Dvorak, no? Che ci aiuterà a immedesimarci in questo momento. Sweet
e accadono due fatti. Di ritorno da Roma abbraccia il lebbroso. Nel testamento lo dice: il Signore concesse a me, frate Francesco, di incominciare così a fare penitenza, poiché essendo io nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e io usai con essi misericordia. Ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E poi il fatto che Giotto racconta: il crocifisso di San Damiano che gli parla e gli dice va e ripara. Una tromba d'aria ha scoperchiato la zona absidale, sopra il presbiterio ci sono ancora le tegole, la navata è venuta giù magari per un terremoto, e Francesco va e comincia a riparare, prende un grosso pacco di vesti colorate, va a Foligno e le vende per comprare i mattoni. Il papà torna, si arrabbia, chiede a sua moglie, una signora francese di nome Pica, di imprigionarlo. Riparte per la Francia. Quando torna scopre che Francesco si è messo a domandare la carità. Allora vedremo fra un attimo la rinuncia agli averi. Ma se nelle prime scene gli edifici erano in chiaroscuro, in luce il lato del tramonto, in ombra quello dell'alba, da questo momento, dal momento in cui Francesco trova l'orientamento chiaro per la propria vita, la luce percuote il lato orientale, in ombra l'altro, vedete anche nelle altre due scene. La rinuncia agli averi, dunque, poi un brano che è colmo di mendicanza, di Felix Mendelssohn Bartholdy. Guardiamolo, Francesco, che si spoglia completamente nudo, mette in braccio al padre le vesti ma anche le brache, e mentre il padre, tanto adirato che ha un ittero, vedete il travaso di bile, il giallo che evoca appunto pittoricamente, no? Questo, come dire, sconvolgimento interiore, e guardate i volti corrugati. Mentre questo accade, mentre in terra suo padre lo maledice, su in cielo Dio Padre lo benedice. E il vescovo Guido lo abbraccia con questo grande manto color del cielo. Anche in Cappella Bardi c'è questo stesso episodio su cui racconto un dettaglio. Siamo a Firenze, sempre in casa conventuale, no? Chiesa di Santa Croce. Cosa fanno i bambini? Vorrebbero tirargli palate di fango, sassi, eccetera, e qui ce n'è uno che sta strepitando e la mamma lo strattona per i capelli. Dico, succedesse oggi, i ragazzini chiamerebbero subito il telefono azzurro. All'epoca qualche sculacciata a volte arrivava, noi più vecchi ce lo ricordiamo. Dunque Giotto replica a Firenze, una trentina d'anni dopo, in parte, questo ciclo di Assisi che adesso il brano musicale ci aiuta a contemplare.
davvero potente la voce, il canto, a evocare la preghiera di quest'uomo proteso verso la mano di Dio. E guardate per un attimo anche la scena che stiamo per vedere. Questa terzina ha una sua potenza strofica di un centro, il cambiamento del singolo uomo, su cui si protende la piccola chiesa di San Damiano e la grande chiesa di San Giovanni Laterano. Ecco, è il cambiamento del singolo uomo che cambia il mondo, non loro signori, non i potenti di questo mondo. Guardiamo adesso in rapida successione 5 scene, dopodiché sarà ancora Bach a deliziarci con la sua musica e i ragazzi con il canto. Il Papa sogna che gli sta crollando addosso casa sua, San Giovanni Laterano. È un incubo, lo vedete lì mentre dorme. Un cubicolare a sua volta dorme e un altro cubicolare batte le mani per sognando che gli crollava addosso appunto San Giovanni Laterano, scena anche questa molto famosa, replicata per esempio al Louvre di Parigi, in origine a Pisa, ma è Pietro stesso a dire al Papa: c'è uno che tiene sulla baracca, c'è qualcuno che sorregge. Ed ecco che quel 1209 quella figura misteriosa che sorreggeva l'edificio è lì davanti al Papa e il Papa oralmente benedice la regola, che è poi semplicissima, il Vangelo, e poi sappiamo castità, povertà, obbedienza, vedete le parole, ma non c'è la parola povertà, bensì le paroline sine proprio, senza nulla di proprio. Di quei 10 anni, dal 1209 al 1219, Giotto racconta 3 fatti. Il primo, la visione di un carro di fuoco su cui c'è Francesco, Novello Elia, questa è la nostra Cappella Scrovegni. Ecco, i grandi dell'Antico e del Nuovo Testamento, i grandi santi riaccadono in lui. Siamo a rivo torto e c'è questa sorprendente e sbalorditiva visione, vedete gli occhi quasi fuori dalle orbite. Un poeta incoronato da Federico II di Svevia, si chiamava Guglielmo Divini, era sempre inquieto, sempre pieno di malinconia, pur avendo successo, carriera, fama, soldi. Incontra Francesco, gli dice: più ti vengo dietro, più mi sorprendo, colmo di pace. Bene, da oggi in poi ti chiamerai frate Pacifico, eccolo. Era il famoso poeta che sistemò il Cantico delle Creature, almeno la prima parte metricamente più accurata. Questo poeta ebbe, come spesso accade ai poeti, una visione. Vide su in cielo un trono lasciato libero da Lucifero quando San Michele, che dà il nome a 2 delle 4 opere, no, dei nostri amici, San Michele sconfigge Lucifero, il quale precipita giù e resta libero quel trono lì. La cacciata dei diavoli d'Arezzo, dopodiché appunto il brano musicale ci aiuterà a riflettere. Fuori Arezzo c'è il Duomo di Arezzo, fra i primi 3 citati anche da Dante, Bernardo e poi Silvestro, che era anche Don Silvestro, infatti ha il camice bianco sotto il saio marrone, e gli dice: adesso mandali via tutti i diavoli, città coloratissima, bellissima, ma se vige la discordia, cioè il diabolico, si sta male anche nelle città più belle del mondo. Ebbene, con gesto potente, mentre Francesco prega, frate Silvestro caccia i diavoli. E qui c'è un piccolo dettaglio che l'ho anche comunicato al restauratore di Assisi, Fusetti, e lui non si era accorto, perché occorre uno sguardo bambino per vedere che questo diavolo, quando precipita giù, fa sì che la terra si apra a forma di pipistrello. Vedete? Lassù la formina, come dire, qua giù, no? Questa voragine, avrete forse visto qualche volta a Napoli, che so, a Roma, quando si apre una voragine ci cadono dentro le macchine, una gigantesca voragine
da porta a porta, il diavolo cacciato giù e torna la concordia, torna il lavoro colmo di pace. Il brano di Bach, leggo solo 2 righe, è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, perfettamente corrispondente a questa scena. Prego. protendiamo verso la 13ª scena in cui un'Ave Maria commenterà il presepe di Greccio, ma passando per la Terra Santa, dove Malik al-Kamil, sultano d'Egitto, accoglie Francesco, il quale, come è evidente a Firenze, annuncia la Trinità e che Gesù è Dio e uomo. Gli ulema musulmani vorrebbero che venisse decapitato, che venisse ucciso. Francesco li sfida alla prova del fuoco, sebbene non vi sia mai stata l'orda via del fuoco, e vedete queste facce arrossate
da una parte e dall'altra questo bellissimo edificio. Peraltro sappiamo che ne venne un'amicizia da questo dialogo nella verità, e Malik Al-Kamil donò non solo un lasciapassare che permise a Francesco di visitare i luoghi santi, ma anche quel corno d'avorio che è giù fra le reliquie in Basilica Inferiore, Cappella di San Nicola. Un'amicizia frutto di un dialogo vero. L'estasi era tornato, sbarcato a San Francesco nel deserto, qui vicino a Venezia, e poi tornato giù in Umbria, e l'esperienza dell'estasi. E le case sono come le fanno i bambini, con gli occhi, il naso e la bocca. Grande stupore nelle case, negli edifici, e anche in queste nuvole penso riusciate a intravedere due profili, uno angelico e uno diabolico. È San Tommaso a dirlo, appunto. Questo giochino delle nuvole non se l'è inventato Giotto, c'era già. Guardiamole queste due, ne vedete i profili e vedete che quello col naso adunco è perfettamente corrispondente a un diavolo della nostra Cappella degli Scrovegni. Anche dall'altra parte alcune facce che guardano, che convergono, che si convertono, e una che diverge. Questa possibilità della libertà di sprecare tutto, di buttare via tutto. 6 volte c'è Gesù, questa volta è perfettamente conservato, ed è così affascinante che è come una calamita che ti attrae verso il cielo. Il presepe di Greccio, appunto, e qui si direbbe che è Giotto stesso a passare la palla al maestro e a tutti voi, perché se li guardate bene, ragazzi, questi 4 frati sono 3 tenori che stanno vocalizzando sulla O del Gloria, forse, un altro tenore che strilla un po' troppo forte, fra un po' il direttore lo corregge, e poi un baritono, eccolo. Ecco, dalla postura si vede perfino, no, qualcosa di queste 4 figure. In verità i più anziani si ricordano, stanno verosimilmente cantando O Oriens, le antifone O, che sarebbe bello recuperare, no? E ricantare nella novena di Natale. Va su Francesco e quando dice bambino di Betlemme, dice bambino di Betlemme, fa belare la be di Betlemme, tanto è commosso insieme, colmo di immedesimazione in questo fatto. Ebbene, dicevo, e mi lancio verso il canto, la maternità di Francesco è proprio come la Madonna che depone il bambino nella mangiatoia. Insisteva molto con i frati perché fossero misericordiosi. Se uno ha combinato un peccato gravissimo, comunque abbracciano, perdonano. Deus sive misericordia, misericordia vultus. Un'Ave Maria dunque di Babilo, giusto? Che adesso ci accompagnerà nel guardare la maternità di Francesco.
ancora un'immagine e subito un canto, il miracolo della sorgente. Stanno salendo verso la Verna, 3 fraticelli e il proprietario dell'asino, hanno una grande sete, all'improvviso sgorga dell'acqua dove mai c'era stata e mai più ci sarà. Il brano di Christoph Hiller mi pare evocare bene tutto questo. Francesco era tornato dalla Terra Santa con quella malattia agli occhi, congiuntivite tracomatosa, un dolore grande e insieme questa continua gratitudine, questa perfetta letizia, evocata qui dall'acqua reale e simbolica che sgorga improvvisa. Celeberrima predica agli uccelli. Nella cromia originaria il primo è un pettirosso, il terzo è un cardellino. Tutto in Francesco è reale e insieme è carico di valenza simbolica. Tutto è segno di altro. La ferita al costato del pettirosso, la corona di spine del cardellino e poi le allodole, le sirocchie allodole, le sorelle allodole che fanno il nido nel solco, nella terra, sono vestite di un piumaggio umile, humus, umile, poi volano su altissime e da lassù fanno piovere giù il loro canto dolcissimo, allodola, ad laudula, laudato si, o mi Signore, un uccellino che ha nel nome non il lamento che ci assedia ovunque oggi in giro per l'Italia e per il mondo, ma innanzitutto la lode per quel che c'è e la decisione energica di costruire, di seminare appunto e di edificare mattone su mattone. Poi la colomba. Ecco, il brano un po' particolare di
Lydia Adams, che evoca appunto le onomatopee, i suoni che ci raggiungono dalla foresta, dalla natura. È un brano dei nativi Mi'kmaq del Quebec. Guardiamolo pensando a come per Francesco tutto è segno, cantico delle creature. Ogni creatura è segno e analogia del suo creatore. In Abruzzo, Francesco e il suo amico frate, che è anche prete, vedete ancora il calice, una bella cena, il pesce, i boccali, il pane, le tovaglie, punto croce, punto assisi. E, ahimè, Francesco comunica al cavaliere di Celano che il Signore sta per chiamarlo a sé nel cielo. Si confessa e fa una buona morte. Io sono colpitissimo da questo volto colmo di pace. Non è tolto il dolore naturale di sua moglie, non è tolto il dolore delle sorelle, delle altre donne, tutte bionde sul rossiccio, tutte modellate sulla Maddalena sotto la croce. Io credo che questo volto esprima bene sorella morte, sorella nostra morte corporale. E dunque il Kyrie, celeberrima pagina di Mozart, penso ci possa aiutare a riflettere e a custodire questa mendicanza. O Signore, abbi pietà di me. Questo è il mio e il nostro grido, nella certezza che tu, o Cristo, sei morto e risorto. Ci è possibile dire con San Francesco, sorra nostra morte corporale.
La regola viene benedetta, confermata, sigillata, non bullata. Appare al nostro Antonio, eccolo, Antonio di Padova, che stava spiegando cosa vuol dire INVI, il titulus della croce, al capitolo di Arla, e Antonio vede Francesco in bilocazione, anche frate Monaldo vede, l'altro sembra come chiedergli: ma cos'è che vedi che io non vedo? Dovete pensare un po' anche al Vangelo di oggi, al fidarsi, no? Di chi ha visto. E noi che dopo 2000 anni ci fidiamo di chi ha visto e udito e di ciò che le loro mani hanno toccato. E siamo alla scena della Verna, su cui un altro brano musicale ci aiuterà fra un attimo a meditare. Fra ali di Serafino, lui, serafico in ardore, raggiunto, trafitto da quei 5 raggi, tante volte replicata questa scena nella parte centrale del Louvre o in Cappella Bardi nell'Arco Trionfale. Ecco, tuffa le mani nel terriccio e: chi sono io, misero verme della terra, chi sei tu, altissimo Signore del cielo? Poi chiede a frate Leone di aprire il libro e per 3 volte il libro del Vangelo si apre sulla passione. Domanda per sé quel dono e quel dono accade. Il brano che adesso verrà eseguito di Bach esprime proprio questo grido. Una volta che il dono ci è giunto, il dono della patente conformità a Cristo data dalle stigme, ti dicevo all'inizio, la domanda è di custodirlo e che Lui continui a sostenerci
non smettere di guidarmi, di spingermi, di sorreggermi. Quella sera del 3 ottobre, dopo il tramonto, 800 anni fa, il Signore lo chiamò al cielo, portato su, vedete, dagli angeli, e quella famosa nuvoletta diabolica che abbiamo visto all'inizio, eccola lì, il corno, il profilo, appunto, tutto converge su questa bellezza, ma c'è questa perversa possibilità di divergere. Parliamo di questi frati, 11, lui è il 12°, a qualcuno è dato la visione del trionfo, a tutti gli altri è dato di toccare quelle piaghe, le gemme le chiamavano, gloriose. In quello stesso attimo, frate Agostino, 12° del Paradiso, mentre Francesco muore alla Porziuncola sulla nuda terra, frate Agostino si risveglia dal coma, era in terra di lavoro tra Caserta e Napoli, e intuisce che per visione che è morto il padre Francesco, il grande padre di 5.000 frati oramai in quegli anni, e anche il vescovo Guido ha questa visione.
domenica 4 ottobre 1226, Gerolamo, novello San Tommaso, mette il dito nella piaga, tocca, il dito passa da parte a parte nelle piaghe delle mani e dei piedi. La cromia originaria è assolutamente spettacolare. Francesco faceva una novena prima del Natale e anche dopo l'Epifania, no una novena, scusate, una quaresima, un'altra quaresima, la nostra quaresima, ma faceva anche la quaresima di San Michele. Ecco, questo santo nominato dai nostri amici all'inizio, eccolo che calpesta il serpente antico. Infine, Lacrimosa di Mozart ci aiuterà fra un attimo a contemplare questa scena a me carissima. Hanno fatto un giro un po' lungo dalla Porziuncola per salire su in Assisi, passano per San Damiano perché Santa Chiara possa abbracciare il fratello e padre Francesco. Anche Sant'Agnese esce, la sorella di Chiara, a baciare quelle mani, ma ciò che mi colpisce di più è questa San Damiano, non è mai stata così San Damiano. Su cosa è modellata questa facciata dell'edificio? Su San Miniato al Monte, con gli occhi, il naso, la bocca. Questa bellezza da cui siamo partiti ci dice che un piccolo grande popolo che semina, che riparte, che ricostruisce, che va e ripara, dà splendore alla piccola chiesa in cui siamo nati e cresciuti e a Santa Madre Chiesa tout court, occhi, naso, bocca, vedete anche l'acqua di Calimara lassù, e qua giù questi abbracci. Quale trionfo a Padova, Domenica delle Palme, ad Assisi, quale trionfo, qual è la vera gloria? Dare la vita, spendere tutto per la gloria umana di Cristo. Lacrimosa ci accompagni in questo penultimo brano ad ammirare tanta bellezza.
a volo d'uccello le ultime scene e l'ultimo canto. Purtroppo molto rovinata questa. Neanche 2 anni dopo, ma il nostro Sant'Antonio 11 mesi dopo, entrambi santi subito. Il Papa Gregorio lo canonizza. Un dettaglio, un solo dettaglio, oltre alla balaustra una figura misteriosa. Fra i tanti miracoli che colpirono il Papa, questo lo commosse. Addirittura è stato raffigurato qui 9 anni dopo la morte del santo. Una giovane mamma, le mamme sono vestite di rosso, gli sposi in rosso, ha una bambina gravemente handicappata con la testolina storta, la porta su in Assisi, la appoggia sul corpo di San Francesco, sulla bara, e un attimo dopo la testolina si raddrizza. Quello stesso Papa ha un dubbio, ma davvero Francesco avrà avuto le stigmate? Francesco di notte gli appare, gli mette in mano una fiala col suo sangue, il Papa si sveglia e la ritrova sul comodino. Oggi è custodita a Castelvecchio Subequo in Abruzzo. Il 3 ottobre, vicino a Barcellona, a Lérida, viene pugnalato un cavaliere, il quale mendica l'aiuto di San Francesco in quel momento di sventura, ma la ferita va in putrefazione, in cancrena. Il medico se ne va via senza più dare speranza alla moglie e ai parenti. Questo è un tipico copricapo alla catalana, ma scende dal cielo Francesco e con unguenti davvero celestiali guarisce, cura il poveraccio. Le ultime 2 scene le inverto come ordine. Un eretico era lì nella torre, prega San Francesco la sera del 3 ottobre, esce con i ceppi in mano sotto gli occhi sbalorditi del vescovo, sarebbe la penultima, ma la dico per ultima. Una donna vuole tanto bene a Gesù e anche a San Francesco, se non che commette un peccato mortale e poi muore. A quel punto, dovrebbe essere facile preda del diavolo che la porterà all'inferno, ma Francesco va su a domandare a Gesù il miracolo. Insomma, anche tu ne hai risuscitati 2 o 3, no? Lazzaro, la vedova di Naim, figlio di Gairo. Insiste un po', dapprima Gesù resiste, e vabbè. C'è lì il mio prete, un frate che è anche prete, vedete ha il colletto bianco. Questa donna che viveva in Irpinia a Montemarano risuscita, si confessa e poi rimuore subito con grande ira del diavolo mentre l'angelo batte le mani. L'ultimo canto dunque ci accompagnerà adesso a rivedere, è un canto molto bello di Domenico Stella, a rivedere alcuni momenti in cui appunto Cantico delle creature, quei 33 versi in alcuni momenti salienti, gran finale. E dopodiché un eccezionale applauso ai Pueri Cantores e anche un po' a Giotto che ci ha accompagnato con le sue immagini. All'Issimo,
Roberto Filippetti, il nostro professore che ci ha fatto gustare Giotto, Maestro Fioretto e il suo coro, il Pueri Cantores. Vi immaginavate una sera così? Come unire la grazia della pittura di Giotto con la dolcezza della voce di questi giovani diretti dal grande maestro Fioretto? Siamo giunti alla conclusione, ma forse Francesco non ci chiede di imitarlo, ci chiede solo di lasciarci toccare da quella stessa bellezza che ha cambiato la sua vita. Ogni volta che noi la riconosciamo, ecco, il Vangelo accade di nuovo dentro di noi. E allora un altro applauso a questi meravigliosi protagonisti che mi auguro di rinnovare in un futuro un'altra occasione per poter gustare ciò che il dipinto promuove dentro il cuore delle persone e ciò che il canto illumina e alza verso il cielo. Allora un grazie anche a tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo momento, i nostri sponsor, il Comune di Padova, ma soprattutto ringraziamo Don Massimo. Grazie Don Massimo che ci hai accolto nella tua chiesa e vi svelo un segreto. Voglio ringraziare nuovamente Padre Antonio Ramina perché tempo fa, quando gli ho detto che stavamo organizzando questo, è stato lui a suggerirmi: ma perché non lo fate a San Francesco? Grazie Padre Antonio. Marta, io voglio ringraziare Marta Chiaramonte, la nostra Presidente, perché è colei che ha dato il là, assieme a suo marito e a Patrizia Stile, a promuovere questa iniziativa. Ecco, io vi vorrei dare un avviso. In fondo alla chiesa troverete un banchetto quando uscite e ci saranno anche alcune opere, perché oltre 30 opere ha scritto il nostro maestro e professor Filippetti su Giotto e altro, quindi potete anche acquistarle qui direttamente, se qualcuno lo desidera anche chiedere un suo autografo, vero professore? Benissimo. E infine vi invito anche generosamente a mettere la mano nel cuore. Dove sta il portafoglio? Di qua o di qua? Ecco, e dare il vostro contributo libero, proprio perché le opere e le azioni e le iniziative che l'Audentes Foundation promuoverà possano proseguire. Anzi, vi invito anche a scrivere o a visitare il sito audentesfoundation.org o lasciare la vostra mail per essere avvisati delle future iniziative. Ancora un grazie a tutti e un buon proseguimento di serata.